io mi occupo del Veneto, non conosco le dinamiche romane, dico semplicemente che mi sembra che la scissione di Renzi lasci spazio a un PD che potrà definitivamente fare un partito unico con i 5 Stelle, prima o poi accadrà, anche perché ai 5 Stelle è stato tolto l'alibi di Renzi, di Boschi e di tutte queste partite. E dall'altro penso che si vanno a formare di nuovi soggetti politici, vedremo poi come andrà. In Veneto siamo preoccupati di fare l'autonomia e molte altre robe, di certo non di queste magagne qui che riguardano altri. Nella lettura di Luca Zaia, l'uscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico è solo un primo passo dell'evoluzione che prenderà in futuro l'asse PD 5 Stelle. In Regione intanto la Lega ha depositato una proposta di referendum che modifichi la legge elettorale nazionale verso un maggioritario puro. Ci siamo, il provvedimento è scritto, verrà votato in aula. In aula prevediamo di portarlo per il 24 settembre, per cui in linea. Condividiamo questa sfida, che è poi la sfida di fare in modo che in questo paese chi prende più voti vada a governare, esattamente quello che accade in tutte le regioni italiane. Il governatore che prende più voti va a governare. Non si capisce perché a livello nazionale dobbiamo delegare poi il Parlamento e quindi i partiti a trovare una maggioranza. La richiesta di referendum andrà al voto in altri 6 consigli regionali. Perché la proposta passi, almeno 5 la dovranno approvare senza emendamenti. Zaia prosegue anche l'impegno per l'autonomia del Veneto. È vicino, fra qualche giorno, nel senso che il 23 lunedì 23 avrò l'incontro con il ministro Boccia, ben volentieri questo incontro, dimostreremo che abbiamo le carte a posto, che è tutto in linea con la legge, per cui in questo paese abbiamo dato inizio a questo dibattito e prima o poi lo si chiuderà.